Esploreana, siamo oggi per la trasmissione Municipium nel Comune di Udine, ospiti del sindaco del Comune di Udine, il professor Pietro Fontanini. Buongiorno, signor sindaco. E parliamo di Udine, parliamo della ripartenza di Udine dopo il Covid, perché noi vogliamo guardare avanti, quindi vorremmo lasciarci alle spalle questo brutto periodo, questi brutti momenti, e parlare di eventuali programmi, di iniziative che ci sono qui al Comune di Udine, che bollono in pentola, per ridare nuova linfa alla città. Sì, noi abbiamo pronto Udine Estate, che è un appuntamento che già l'anno scorso, in periodo di Covid, ha avuto un grande successo perché c'è stata un'ottima partecipazione di pubblico. Abbiamo utilizzato chiaramente tutti gli spazi all'aperto, cominciando dalla loggia del Lionello, il plateatico di Piazza Libertà, qualcosa abbiamo fatto in Piazza Primo Maggio, poi via Mercato Vecchio, che è diventata la via pedonale più grande della città di Udine, che oltre a ospitare tanti esercizi commerciali, bar, ristoranti, dà la possibilità anche di fare qualche manifestazione. Quindi questi saranno, poi c'è anche Piazza 20 Settembre, Piazza Venerio, questi saranno i luoghi in cui anche quest'anno ripeteremo in pratica gli avvenimenti culturali, gli spettacoli per i cittadini, per coloro che vengono in città e che vogliono passare qualche ora così con la cultura, con la musica, con le cose insomma che danno qualità alla nostra vita. E dal 26 aprile, almeno all'esterno, potranno ripartire un attimino tutte le attività di ristorazione, quelle che sono state duramente colpite. E l'anno scorso lei aveva dato comunque la possibilità di utilizzare gli spazi pubblici per poter allestire, diciamo, i tavoli, poter un attimino recuperare quello, almeno in parte, quello che diciamo era rimasto indietro a causa del Covid. Anche quest'anno verrà incontro in questo modo? Sì, anche quest'anno anzi aumenteremo gli spazi, perché ricordo che ad esempio Piazza San Giacomo è una piazza dove il plateatico è occupato per più del 50% da tavolini con ombrelloni per potersi sedere, quindi per l'aperitivo, così via Mercato Vecchio, così tante vie del centro in particolare dove ci sono gli spazi che abbiamo messo a disposizione gratuitamente. Questa è una cosa importante che ci tengo a sottolineare: fino al 31 dicembre di quest'anno chi ha un'attività di ristorazione non pagherà niente per l'occupazione del suolo pubblico. Ce ne sono tantissimi di bar in città che hanno avuto questa possibilità e che avranno anche per i prossimi mesi di poter aprire in pratica sulle vie le loro attività. In più ci sarà Udine sotto le stelle, che è un altro fatto, anche questo che abbiamo realizzato l'anno scorso e che replicheremo anche quest'anno. Chiuderemo alcune vie, via Poscone ad esempio, che è la più importante, largo Rizzani, zone molto frequentate dove ci sono tante attività di ristorazione e bar, e daremo la possibilità venerdì, il sabato e la domenica di in pratica mettere i tavolini sulla strada, bloccando il traffico, e questo darà la possibilità a tanti di poter aumentare il volume di lavoro e avere la possibilità di dare ristorazione a tante persone che vogliono arrivare in queste aree della città. E quindi anche un ampio respiro, voglio dire, anche per i ristoratori che possono avere ulteriore diciamo così, carta da giocare, che non è poco. Anche perché i ristoratori hanno questo obbligo di fare la ristorazione, di dare da mangiare in pratica all'aperto, e quindi tutti stanno cercando luoghi all'aperto. Non è facile trovare, soprattutto in centro città, dove noi abbiamo disponibilità di spazi di nostra proprietà, li cederemo volentieri per questa tipologia di attività che è legata alla ristorazione. Quest'anno Udine ospiterà un evento dal Respiro Internazionale, la mostra di Leggio, che sarà ospitata al Museo di Casa Cavazzini, una bellissima cosa, una bella iniziativa. Sì, è una cosa che il gruppo degli amici di Leggio realizza qui a Udine, sarà dedicata all'arte del Novecento, ci saranno opere che arrivano da tanti musei del mondo, è una cosa importante
perché per la prima volta a Udine ci saranno delle opere che non sono mai state, e quindi gli appassionati d'arte potranno vedere dal vivo questi grandi capolavori, e sarà aperta ad ottobre, durerà in pratica tutto il 2021 e un paio di mesi anche nel 2022. È un appuntamento che volevamo realizzare ancora prima, ma purtroppo a causa del Covid, poi anche dei lavori che abbiamo dovuto fare all'interno di Casa Cavazzini, i tempi sono un po' slittati, però l'appuntamento è vicino, quindi ad ottobre questa grandissima mostra internazionale, sperando di avere anche quella volta i turisti, coloro che amano l'arte, che possono venire a Udine e ammirare questi capolavori a livello mondiale. Ecco, visto che proprio è entrato in questo argomento dell'arte, parlando di Udine, città d'arte, quindi valorizzazione del castello e il Tiepolo, un modo per attrarre più turisti, per dare un attimino di slancio anche ad un turismo che sta soffrendo tantissimo in questo momento. Sì, Udine è una città che offre cose interessanti. Ricordo il castello con i suoi musei, il Museo della Storia Antica, il Museo della Medaglia, il Museo del Risorgimento, poi abbiamo la Galleria del Tiepolo, che è una cosa di altissimo livello culturale, e Casa Cavazzini, quindi c'è la possibilità veramente per chi viene a Udine di poter ammirare opere d'arte molto importanti, oltre a passare anche bellissime ore, perché ricordo sul piazzale del Castello c'è un panorama unico che poche città nel centro storico possono offrire ai turisti. Noi abbiamo questa elevazione che permette di guardare tutto l'arco alpino e la stessa città, con un panorama che, ripeto, spazia dalle montagne e arriva fino al mare nelle giornate limpide. E poi tanti locali che offrono i nostri prodotti tipici, prosciutto di San Daniele, i nostri vini, i nostri formaggi. Quindi veramente la città di Udine può dare al turista una gratificazione importante, perché ha cose interessanti da far vedere e anche da far assaggiare. E pensando sempre al discorso turismo, ma anche turismo che viene da fuori, quindi internazionale, state per caso già valutando una nuova edizione di Friuli Doc? Avete già pensato a qualcosa oppure siete ancora dubbiosi? Ovviamente sulla base di poi come si svolgono gli eventi, perché noi stiamo parlando tenendo conto che magari la situazione si sistemi un attimo. No, idee ce ne sono molte, ad esempio tanto legato ad Improsit, è una cosa che abbiamo iniziato 2 anni fa qui in città, con i grandi chef che sono arrivati da tutto il mondo, però è chiaro che con questa incertezza è difficile fare programmi di altissimo spessore, perché il rischio è poi di sospendere tutto e non poter attuarli a causa del coronavirus. Ma l'anno scorso abbiamo fatto un Friuli Doc, l'abbiamo fatto in sicurezza, abbiamo controllato le persone che accedevano agli spazi dedicati a Friuli Doc, lo faremo anche quest'anno con questa metodologia. L'anno scorso non c'è stato nessun contagio causato da una frequentazione degli stand di Friuli Doc, quindi anche quest'anno ripeteremo questa manifestazione, perché siamo convinti, lo dicono anche i tecnici, che all'aperto c'è il rischio di contrarre il virus molto basso. Quindi questi appuntamenti, che sono tutti all'aperto, senz'altro verranno riproposti e verranno fatti. E un'altra cosa, per quanto riguarda, adesso cambiamo un po' argomento, per quanto riguarda l'area ex Dornish, che poi si sono dette tante diverse, lei ha dato delle opzioni o comunque ha parlato di una destinazione, poi ha un'idea più o meno di come potrebbe essere utilizzata? Ma l'idea attualmente è che questa è una zona H, quindi significa che si possono fare attività commerciali, è proprietà di un privato, il privato ha già trovato un cliente che è un supermercato e vuole realizzare un supermercato. Però noi ci siamo impegnati, il Consiglio Comunale anche nei confronti di tutta la cittadinanza, a trovare soluzioni alternative. Sto dialogando con un'importante impresa multinazionale del nostro Friuli che è interessata a realizzare qualcosa di originale all'interno di quest'area.
qualcosa faremo anche noi come comune, penso anche la regione con cui stiamo dialogando, quindi c'è qualche possibilità alternativa al supermercato. Quindi vorremmo fare qualcosa legato alla zona, che è una zona dedicata agli studi. Abbiamo la più alta concentrazione in quella zona di studenti perché ci sono le scuole superiori e quindi vorremmo realizzare proprio una struttura al servizio degli studenti e di questa realtà importante per la città di Udine. Ecco, come ultima domanda mi piacerebbe fare un focus su Udine, che sta diventando sempre più green, con ciclabili, percorsi, ciclopedonali. Ecco, andiamo verso questa strada, quindi che è anche una strada, se vogliamo, percorribile, molto bella. Molto io dico di sì, perché non solo piste ciclabili, zone pedonali, ma anche boschi urbani. Sono delle cose che abbiamo programmato, ce ne saranno due, uno nell'ex caserma Piave e uno nella zona nord-est della città. E poi queste piste ciclabili che adesso dovrebbero partire, uno che ci collegherà alla zona sud, arrivando fino a Lumignacco, e un'altra che in pratica arriva a Villa Primavera, nella zona ovest della città. Queste le due grandi piste ciclabili. Poi c'è tutta un'altra serie di piccole e medie realtà che stiamo programmando e che vogliamo fare per permettere a chi vuole muoversi in bicicletta di poterlo fare in sicurezza, percorrendo le piste ciclabili dedicate esclusivamente alle biciclette, dove non c'è promiscuità. Quindi il ciclista è sicuro di non avere incidenti con le auto, e poi anche questa propensione verso il verde con la piantumazione sempre più di alberi e la realizzazione, come dicevo, di questi boschi urbani, che significa piantare migliaia di piante. Abbiamo già trovato un accordo con una società italiana che svolge questo ruolo nelle grandi città, ha aderito alla nostra proposta, quindi avremo anche a Udine la possibilità che un privato faccia questi boschi urbani, che significa piantumare, gestire per almeno 2 anni questi boschi e poi passarli definitivamente all'amministrazione comunale. Poi c'è l'ultima notizia, proprio ieri come giunta abbiamo definito l'accordo con l'Università di Udine che ci permette ai cittadini di usufruire del giardino Antonini Maseri, palazzo in pratica ex Banca d'Italia. C'è l'accesso da Piazza Primo Maggio per poter entrare in questo giardino che fino adesso era precluso al pubblico, un giardino importante perché ci sono essenze arboree molto antiche, molto importanti, e quindi ancora un polmone verde della città aperto ai cittadini. Bene, noi signor Sindaco la ringraziamo per averci ospitati qui nella sede prestigiosa di Palazzo da Ronco, e le chiederei un'ultima cosa che chiedo a tutti i sindaci ospiti di municipio, un messaggio per i suoi concittadini, per chi l'ascolta, un messaggio positivo, di positività, perché usciremo da questo periodo e voi che rappresentate comunque l'istituzione, che dovete affrontare anche un periodo difficile anche voi per gestire questa situazione, un messaggio di fiducia per chi l'ascolta. Il messaggio di fiducia è che Udine è la capitale del Friuli, quindi è una città che fa da riferimento per le migliaia di friulani e vuole essere l'ambasciatrice in pratica della bellezza e delle qualità del nostro popolo, con i suoi prodotti, con la sua cultura, con il suo modo di vivere. E io penso di riuscire a dare questa immagine importante per chi vive in città, per chi viene in città come ospite, ma soprattutto per i tanti friulani che sono nel mondo, che possono guardare con fiducia e con ammirazione alla capitale del Friuli, alla capitale di un popolo orgoglioso, importante e che non vuole perdere la sua identità e la sua immagine. Grazie signor Sindaco, un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esplora e Ama, al prossimo appuntamento con Municipio, un buon proseguimento a tutti.